Ma ci sono dei ragazzi adesso che si avvicinano a questa professione? Sì, ci sono tanti ragazzi, anche bravi, volenterosi, che vogliono imparare, vedo. Adesso ne ho uno io, mio figlio vorrebbe farlo, ma io vorrei che studiasse, perché so che è un lavoro molto usurante, che è bello perché vivi con la natura, però è un po' particolare come lavoro, ti deve piacere. Potresti raccontare a un ragazzo che magari ha voglia di fare questo lavoro, che cosa diresti? Si deve armare di pazienza, di passione e deve avere molta volontà, perché è un mestiere che bisogna investire tanto negli ultimi anni e stare molto dietro ai lavori, bisogna pulire, lavorare, non bisogna guardare, bisogna avere tempo e volontà, questa è una cosa. Però è un bel mestiere che dà soddisfazione con il tempo. Come si impara a diventare vongolari? Come si impara? Questa è una domanda grande, questa, come si impara a diventare vongolare? Ti trovi dentro, si nasce, ti trovi all'interno, dopo deve piacerti, devi sentirlo diventare vongolaro, lo senti dentro. Ma ci sono tanti giovani che vedo adesso che sono anche bravi e stanno diventando bravi, si innamorano di questo mestiere. Tutto per il proprio, perché diventare vongolaro è vivi con la natura, stai con la natura e non hai padrone, sei libero di te stesso. Vivi una vita in libertà, con i tuoi problemi economici o no, secondo l'ambiente cosa ti dà la natura o no, però vivi da libero, questa è la cosa più bella che sia.